Partendo dalle ultime due copertine delle due opere più recenti di Massimiliano, si nota il coraggio e la voglia di stupire e anche il desiderio di affrontare temi piuttosto importanti. Il precedente, alla verità dei topi, l'Agenzia della Buona Morte, ha una copertina molto forte perché, se notate, c'è un'intervistatrice televisiva che dialoga con una persona che si è impiccata. Infatti è inequivocabile la sua posizione, lo sgabello buttato per terra, e quindi ha un impatto piuttosto forte, perché è un libro che tratta temi forti: il lutto, la perdita, il suicidio, l'accompagnamento appunto al fine ultimo, e la possibilità di scegliere il proprio destino anche, ma molto altro. La verità dei topi invece è un altro modo piuttosto impattante, no? Di presentarsi, perché c'è una mela che è divorata quasi in parte, insomma, comunque questo topo con questa codona ha fatto un tunnel nella mela e la mela è inserita in una sorta di frontespizio, di incisione colorata antica, che rappresenta un teatrino con dei musicisti che nel golfo mistico suonano. Allora, la verità dei topi, già nel titolo, fa immaginare delle situazioni molto particolari. Il topo nell'immaginario collettivo può essere di due tipi fondamentalmente: il topolino carino di campagna, delizioso, disneyano, ci ricordiamo tutti Cenerentola, ma anche Ratatouille, che non è Disney, comunque è sempre un cartone animato dove i topolini sono degli animali molto carini, simpatici. E invece il topo di fogna, la pantegana a Venezia, che invece induce a sentimenti di ribrezzo, di disgusto, di malattia, perché sappiamo bene che i topi portavano la peste in epoca appunto precedente al Covid, e ci fanno immaginare una realtà piuttosto cupa, angosciosa. Quali sono i topi di questo romanzo di Massimiliano Nuzzolo? Adesso lo vedremo. I topi costellano non soltanto la storia ma anche le pagine, perché ogni paragrafo si conclude con un topolino, e l'ultima pagina è tutta, ve lo faccio vedere, è tutta illustrata con queste immagini molto stilizzate di topolini, tra cui ce n'è uno bianco. Adesso me ne sono accorta, non me ne ero accorta prima, pensa. È il mistero del libro. È il mistero del libro. Allora, questo è un romanzo che, quando io ho scritto la recensione per Nord-Est, ho infarcito di aggettivi, cosa che io non faccio mai. Uso sempre molto poco gli aggettivi, però nel caso di questo romanzo è impossibile non usarne molti. Perché? Perché sono 160 pagine densissime, con una storia ricca di colpi di scena, molto avvincente, rutilante, sorprendente, divertente anche, perché la scrittura è ironica, piena di battute, ed è anche una sorta di pastiche dove si intersecano molti generi, perché si trova il noir, si trova la fantapolitica, si trovano storie di narcotraffico, è anche un romanzo di formazione, perché il protagonista, che ha ben due nomi, poi ci dirà meglio l'autore, vive 1000 avventure. Noi lo seguiamo dalla sua nascita, dalle sue disgrazie, perché perde tutta la famiglia in un incendio, poi viene adottato e gira il mondo in moltissime località, partendo da Caracas, arrivando fino in Spagna, poi insomma si ritrova in Svizzera in un collegio. Ci sono tantissime avventure ed è sempre pieno di colpi di scena. Quindi è un romanzo denso, ma anche per il fatto che è ricco di citazioni, è ricco di come dire, spunti letterari, musicali, della cultura pop, delle fiabe, dei cartoni,
di tutto ciò che noi possiamo aver immagazzinato durante la nostra vita, leggendo, guardando film, la televisione e i giornali e quant'altro. E quindi è un pastiche ed è come una sorta, io me lo immagino se fosse un ipertesto pieno di link, perché ogni riga ha un riferimento più nascosto in certi momenti, più palese in altri, tanto che alla fine, anche di marchi di prodotti, alla fine Massimiliano ha sentito la necessità di inserire delle note in cui spiega questi riferimenti. Allora Massimiliano, come nasce questa idea così complessa ma al tempo stesso non difficile da leggere perché è piacevolissimo? Come ti sei inventato questa storia? Anche perché tu sei un autore, come ho avuto modo di dire, che non scrive mai lo stesso libro, ma ogni libro cambia completamente registro, completamente mondo, completamente storia. Quindi insomma di fantasia ne hai parecchia e hai molte frecce al tuo arco. Bene, allora per disturbare la tua presentazione riparto da zero. Intanto volevo ringraziare la dottoressa Bruni che non ha avuto... sì, ma per il pubblico, nel senso che oltre ad essere una valente scrittrice è un'operatrice culturale di un grosso rilievo qui nel nostro territorio e devo dire che insomma dovrebbero renderti merito per tutto quello che hai fatto in questi 25 anni, 30 anni, giusto? Grazie. No, quindi poi soprattutto perché oltre a ringraziare voi che siete presenti, devo ringraziare in modo particolare Annalisa perché si è prestata gentilmente all'ultimo momento, insomma solo per amicizia credo, disturbando anche il suo compagno in un giorno di festa per presentarmi. Quindi sì, abbiamo avuto modo di presentare circa 2 settimane fa questo libro. E da dove nasce questo libro? Nasce dai topi, intanto, nel senso che sicuramente i molteplici significati che racchiudono appunto questi piccoli roditori sono finiti nel libro come idea. Ho cominciato a scriverlo parecchi anni fa, vivevo a Palermo in quel momento e con una luce a tutto tondo che mi ricordava Camus, che è uno degli ispiratori del libro, ma sicuramente nasce come omaggio a Boris Vian, che praticamente è l'esistenzialista più psichedelico, avendo compiuto un viaggio tra gli esistenzialisti sin dal primo libro che è questo, ve lo mostro solo per fare una pubblicità a progresso, l'ultimo disco di Cure con cui ho esordito circa 16 anni fa, ristampato da poco per Arcana, in cui sostanzialmente proseguivo l'opera di Camus. E sono andato avanti con fratture e sempre appunto seguendo l'esistenzialismo, aggiornandolo, e la verità dei topi arriva a Boris Vian, che appunto, come dicevamo, un personaggio abbastanza surreale e ricco, proprio come il testo, nel senso che fu musicista, animatore culturale, e un po' il figlioccio di Sartre, che lui era uno dei pochi che si permetteva di prenderlo in giro e, se non erro, gestiva un locale, Rue de Dauphin mi pare si chiamasse, 25, si chiamava Tabù, e praticamente gli esistenzialisti si trovavano lì e sostanzialmente avevano un po' preso l'appellativo di topi perché questi locali erano sottoterra, le cave in cui poi si sono esibiti i Beatles. E sostanzialmente Boris Vian nel suo La schiuma dei giorni parla di questi topi che sono molto ballerini. Da lì, se vuoi, è stata, cioè lì è nata la scintilla, e dopo ovviamente, a parte l'omaggio a Boris Vian, vari omaggi, tra cui Tom Robbins, scusa, dello Zoo lungo la strada, il suo primo libro del 71, Kurt Vonnegut che è un altro mito, e via, insomma, quindi le citazioni si sprecano. Camus, come avrei potuto notare. Dicevamo le copertine, sì, le copertine sono molto importanti, sono uno degli oggetti di lotta con i vari grafici delle case editrici, perché vengo dalla musica e comunque abbiamo sempre avuto un team di grafici. Silvia, che mi conosce, abbiamo un collaboratore in comune, quindi cioè, ci confrontiamo spesso, insomma, tra arte del fumetto, illustrazione eccetera, e ogni copertina, secondo noi, parlo al plurale appunto perché siamo più di uno, è una specie di concentrato dell'opera, cioè noi diamo molto valore
anche all'aspetto estetico, perché come dire, il packaging non è di secondo piano, secondo me, e in modo particolare, cioè, deve essere fortemente evocativa. In questo caso ci troviamo di fronte a un boccascena di un taccuino di carta, che è una di quelle cose molto in voga tra la fine del 1800 e il 1900 nelle famiglie aristocratiche, e sono molto belli da costruire. E c'è una mela che ha un forte valore simbolico per la nostra cultura occidentale e cattolica, un topo altrettanto per la nostra cultura sia cattolica che orientale, e l'orchestrina che ovviamente sviolina lì sotto. Sì, ci porta già con una scena barocca, se vuoi, all'interno del libro, nel senso ci dice: ti stiamo apparecchiando uno spettacolo sorprendente per te, e anche un po' spiazzante, appunto, come quel topo che divora questa mela, oggetto del peccato originale. E adesso ti lascerei volentieri la parola senza problemi, se no vado avanti all'infinito io. A questo punto introduciamo il protagonista assoluto di questo romanzo, che ha moltissimi personaggi, però tutto ruota intorno a un uomo che noi conosciamo uomo all'inizio del romanzo, poi tornando indietro con molti flashback e flash forward lo troviamo bambino. Allora, Edgar Cospic, o alias Rafael De Novo, cioè questo uomo ha due nomi forse, punto di domanda. Se vuoi dopo leggiamo l'inizio, dove appunto, però se ci vuoi dire un po' chi è, come te lo sei immaginato, il suo ruolo all'interno di questo mondo che è molto appunto ricco di avventure, di situazioni. Ti dico subito che all'epoca con altri autori si parlava della necessità della scrittura, cioè sostanzialmente inizia come un thriller, cioè un autore citando e un po' irridendo Intrigo a Stoccolma viene catturato da degli aguzzini e legato, e questi aguzzini iniziano a torturarlo. C'è probabilmente uno scambio di persona, ma forse no. Messo di fronte alla necessità di raccontare qualcosa, inizia a raccontare come una novella Sherazade delle Mille e una notte, e mette in opera, cioè, come dire, la più grande affabulazione del mondo, cioè che è un po' quello che noi autori cerchiamo di fare, cioè da un certo punto catturare il lettore, dall'altra parte inventare delle storie che siano vicine alla verità per un certo verso, ma quando appunto si tratta di rimanere in vita, quando c'è un rischio reale, spesso si parla, no, della necessità della letteratura salvifica, eccetera. E si mettono in campo tanti elementi un po' alla Kaiser Sosa, non so se ti ricordi I Soliti Sospetti, in cui praticamente alla fine del film scopriamo che l'interrogato all'interno della stazione di polizia sta guardando semplicemente il pannello alle spalle del poliziotto e ha composto tutta la storia raccontandogli tutto che c'è, cioè quello che ha appeso alle sue spalle. E è un po' così, diciamo, è come dire, metto in scena tutti i pezzi e incastrandoli però a modo mio. Quindi ci troviamo di fronte a un uomo adulto di fronte al rischio di vita, e inizia il suo racconto partendo da elementi che sono, come dire, dei più disparati, quindi un accostamento estremamente postmoderno e con un ricco di ironia, citando appunto i maestri di cui parlavamo prima, e partendo ovviamente dalla valenza fortemente simbolica che hanno i topi lungo tutto questo percorso, perché poi non dimentichiamo che proprio per la cosa che citavi tu, ovvero la valenza negativa che viene assegnata di solito ai topi associati al diavolo, ai riti delle streghe da una parte, e invece nella cultura indiano-cinese addirittura gli antichi romani lo intendevano come simbolo di abbondanza, i cinesi come intelligenza. È molto prolifico come animale, ha una valenza nel nostro mondo in quanto il topo è culturalmente quello che sta chino sui libri, che sta in biblioteca, che studia. Quindi è come dire, è già un personaggio e una serie di mondi che si aprono, e raccontando di questi topi poi ho inventato una storia legata sostanzialmente a un bambino e all'immaginario che poteva crearsi avendo accesso al mondo meraviglioso
meraviglioso, che è quello dei libri, perché sostanzialmente questo è un libro che racconta della mia passione, dell'amore più profondo nei confronti dei libri, della letteratura e dei grandi libri soprattutto, perché se da un lato mi permetto di deriderli, dall'altro sono grandi omaggi a partire dalle Mille e una notte, che insomma ha una tradizione ormai millenaria, fino ad arrivare a Don Chisciotte, che è un po' quello, l'asse portante, la struttura del romanzo moderno, dal 600 ad adesso, per arrivare ai contemporanei, ai postmoderni, eccetera, agli esistenzialisti appunto, e quindi a questo bambino undicenne, orfano, abitante in Venezuela, originario dell'Ungheria, quindi c'è una complessità di mondi che vanno a scomodare Jodorowsky o chi per esso, insomma, già con un portato simbolico molto forte, raccontata attraverso gli occhi di un bambino l'esperienza appunto della vita e della conoscenza, e ovviamente con tutte le cadute e le, come dire, casualità che possono avverarsi, quindi ecco, questo forse è bene citarlo. Per la prima volta porta in Italia il Telltale, che è un filone americano in cui sostanzialmente si accostano alto e basso, leggende, fatti talmente, come dire, esagerati da essere però raccontati con una naturalezza e un linguaggio familiare, se vuoi, che è spiazzante, quindi è proprio fatto per avvicinare il lettore, e tanto più con gli occhi di un bambino che è anche appunto ingenuo, se vuoi, e quindi tutto diventa fascinazione scoperta e lo diventa cioè insieme al lettore è un percorso che si fa insieme nella conoscenza e nell'ipertesto che citavi appunto, perché in effetti potendolo realizzare a più dimensioni serve proprio un ipertesto, nel senso che ogni voce, assolutamente, se non dico di citazioni a livello proprio esasperato, consentirebbe di andare avanti all'infinito, cioè come dire, è una specie di pieghevole che si apre in molte direzioni e ha possibilità infinite di approfondimenti. Poi è anche una storia simpatica, cioè, lo dico perché poi avendo fatto questo preambolo può sembrare tedioso, no? No, molto divertente invece, molto divertente. Poi appunto ci sono molti mondi all'interno, perché come diceva Nuzzolo comincia come un thriller, ma può essere appunto anche interpretato come un romanzo di formazione, al cui interno ci incrociamo per esempio il narcotraffico, quindi la produzione e la vendita di droga, ma anche il mondo della prostituzione, perché la donna che adotterà questo nostro bambino undicenne è una famosa prostituta che si chiama Beatrice, che è un nome letterario non da poco per un personaggio appunto che lui sceglie, e che diventerà la donna che gli cambia completamente la vita, perché diventerà dalla povertà più nera alla ricchezza più sfrenata, che gli permetterà di viaggiare, ma nonostante questo le vicissitudini lo porteranno a sopravvivere a un incidente aereo, insomma è una sorta di Vil Coyote che ne passa di tutti i colori, però è sempre in piedi, sempre vivo, un ercolino sempre in piedi, non so, chi ha la mia età forse se lo ricorderà, perché era un pupazzo che si gonfiava di gomma, che stava sempre in piedi perché aveva la base piena di acqua, insomma. Beh, mi permetto di fare una battuta, è un po' come i romanzi d'appendice o Capra e Spada, però appunto ai tempi moderni, contemporanei. Un protagonista ringiovanito. Esatto.